Bentrovati, siamo qui per un focus sul referendum che saremo chiamati a votare l'8 e il 9 giugno. Si tratta di un referendum che parla di licenziamenti illegittimi, precarietà e sicurezza sul lavoro negli appalti e cittadinanza. Qui in studio con noi sono Giacomo Vendrame della segreteria regionale della CGIL Veneto, Dasha Rabzava, un'attivista di Arci Yanez di Verona, e in collegamento c'è Tania Scacchetti, segretaria generale dello SPI nazionale. La prima domanda è per te, Tania, e chiediamo perché i pensionati dovrebbero andare a votare il referendum l'8 e il 9 giugno? Intanto grazie molte per l'invito. Allora, i pensionati e le pensionate, nonostante quel che si possa pensare rispetto a dei quesiti che riguardano le condizioni sui luoghi di lavoro e l'ottenimento della cittadinanza un migliore ottenimento della cittadinanza per i cittadini immigrati che aspettano appunto il diritto di diventare italiani, sono pienamente coinvolti dai quesiti referendari, e lo sono per tre semplici ragioni. Innanzitutto perché il lavoro e la cittadinanza sono gli assi portanti della comunità e della società. Se il lavoro non sta bene, allora sono pregiudicati tanti diritti sociali. È pregiudicata la tenuta del reddito e quindi anche delle pensioni e delle protezioni sociali, sono pregiudicati le condizioni della coesione sociale e il vivere comunitario. Per cui i pensionati e le pensionate, andando a votare per dei requisiti che trattano del tema del lavoro, parlano anche della loro sicurezza generale, hanno modo di esprimersi sul modello di società in cui vogliono vivere, che è un modello in cui il lavoro ha dei diritti, è garantito, è ben retribuito e appunto è un lavoro che garantisce anche le protezioni sociali future a partire dalle pensioni dignitose. Il secondo argomento per cui i pensionati e le pensionate andranno, io dico così, certamente a votare al referendum e ci andranno con convinzione, è perché la campagna referendaria è orientata a ripristinare dei diritti. Gran parte di questi diritti che vogliamo ripristinare, migliorare, per poi averne anche degli altri, dei nuovi, sono diritti che i pensionati e le pensionate hanno conquistato quando loro erano al lavoro e quindi non vogliono che invece i loro figli e i loro nipoti si trovino in una condizione nella quale sono ricattabili, sono poveri pur lavorando e vivono in una condizione in cui il lavoro non è un fattore di costruzione della propria emancipazione e neanche di garanzia di sicurezza della partecipazione alla vita sociale e politica. Il terzo punto per cui è importante che i pensionati e le pensionate vadano e andranno a votare al referendum riguarda la partecipazione democratica. In un'epoca in cui appare, diciamo così, lontano il contributo che le singole persone possono dare alla costruzione della società, in cui il mondo si sta trasformando e purtroppo quasi comanda la legge del più forte, riappropriarsi del diritto di voto, che anche questo è un diritto conquistato con sacrificio appunto dai nostri padri costituenti. Pensiamo alle donne che hanno conquistato il diritto di voto non così tanto tempo fa, nel 1946, riappropriarsi del diritto di voto per decidere di cambiare le cose può dare anche una grande prospettiva di cambiamento a un paese che non ha bisogno di vivere né di divisioni né di separazioni, ma nemmeno dentro questa logica securitaria in cui ci vogliono imporre, e che invece è un voto per immaginare una società in cui il lavoro sia centrale nella vita delle persone, nelle scelte economiche e sociali del paese, e in cui si pensi a una comunità solidale, inclusiva, che guardi con opportunità alle grandi trasformazioni della società, a partire dall'invecchiamento della popolazione e ai grandi processi migratori. Ti ringrazio, Tania. Adesso entriamo nel vivo dei 5 quesiti e chiediamo che ce li spieghi uno a uno Giacomo Vendrame. Sì, prima di entrare nel merito dei quesiti, permettimi Alice, faccio una sottolineatura rispetto a quello che ha appena detto Tania, in particolare sul diritto di voto della partecipazione.
Io penso sia particolarmente importante ribadire questo, quanto sia importante esercitare il diritto-dovere di andare a votare. E lo dico alla luce del fatto che non tutti la pensano esattamente così. C'è stato anche chi, importanti cariche dello Stato, hanno chiamato all'astensione. Io penso che questa sia paura di un confronto democratico. Tutti gli attivisti che in queste settimane e nelle prossime stanno facendo attività nel territorio a promuovere questi referendum, convinti dei 5 sì, sono comunque pronti a discutere anche rispetto a persone che la pensano in maniera diversa. Quindi noi non abbiamo paura anche di chi va a votare e magari mette un no in uno dei quesiti referendari. È particolarmente importante che però ci vada a votare, che ci sia una discussione nel merito dei temi che noi affrontiamo. E partendo proprio dal merito veniamo ai 5 quesiti. Il primo è quello che per semplificare o si dice il ritorno dell'articolo 18 o l'abolizione del Job Act. In realtà è entrambe le cose, se vogliamo, però senza entrare troppo nello specifico di carattere tecnico, il tema vero è che noi vogliamo ripristinare la possibilità per un lavoratore che viene licenziato illegittimamente, è la parola chiave, illegittimo, quindi un licenziamento che non ha in qualche modo un fondamento, perché in Italia si può licenziare, ma nel caso in cui quel licenziamento sia illegittimo, oggi la norma non permette a quel lavoratore di avere indietro il suo posto di lavoro. Noi vogliamo che questa possibilità invece ci sia e che il lavoratore possa decidere liberamente tra avere un risarcimento rispetto a quel ingiusto licenziamento o da avere invece il suo posto di lavoro indietro, perché pensiamo sia dignitoso e sia giusto che il lavoratore, di fronte a un atto sbagliato del datore di lavoro, possa scegliere in maniera consapevole rispetto a questo. Noi vogliamo ripristinare questa possibilità, questa libertà in capo a un lavoratore in un'impresa sopra i 15 dipendenti. Il secondo quesito, diciamo, è il gemello di quello appena presentato, ma riguarda le imprese sotto i 15 dipendenti. In Italia abbiamo una normativa differenziata tra piccole e grandi imprese, il limite è proprio i 15 dipendenti. Qual è il problema sotto i 15 dipendenti? Che oggi di fronte a un licenziamento illegittimo, e stiamo quindi riparlando di un licenziamento ingiusto, siamo di fronte a semplicemente un risarcimento e un limite determinato dalla legge di quel risarcimento. Noi vogliamo che quel limite non esista, ma che sia il giudice a determinare il giusto risarcimento per quel lavoratore, in base ad alcuni tipi di valutazioni, carichi familiari, la stessa dimensione e capacità economica dell'impresa. Il giudice, di fronte alla realtà dei fatti e di fronte al riconoscimento del licenziamento illegittimo, sancisce anche la restituzione, il rimborso, in qualche modo il risarcimento a quel lavoratore. Pensiamo sia una norma di civiltà che permette di tutelare i lavoratori anche nelle piccole imprese appunto dai licenziamenti illegittimi da questo punto di vista, altrimenti il rischio è, permettetemi, che quasi l'impresa può licenziare liberamente pagando un ticket e questo non è possibile, non è accettabile dal nostro punto di vista. Quindi questi sono i primi 2 quesiti. C'è poi il terzo quesito che riguarda l'ampio mondo della precarietà. In particolare noi chiediamo che i contratti a termine sia ripristinato il motivo per cui un'impresa fa uso di quel contratto a termine, perché pochi lo sanno, ma nel diritto del lavoro italiano ancora vige la regola che il contratto principe è il contratto a tempo indeterminato. Se c'è l'utilizzo del contratto determinato, soprattutto una volta, si doveva prevedere un motivo, stagionalità, sostituzione maternità, picco produttivo e via dicendo. Noi vogliamo che il primo contratto a termine che un'impresa utilizza abbia un motivo di esistere, altrimenti non è giusto applicare quel contratto a termine, soprattutto se poi reiterato nel tempo con il girone dantesco del lavoratore che finisce appunto nell'ambito della precarietà, perché noi sappiamo che nel nostro paese oggi, oltre a un problema di quantità di lavoro, uno dei problemi principali è la qualità del lavoro e soprattutto il fatto che un lavoratore rischia di non avere prospettive nel tempo per potersi autorealizzare, per poter fare le proprie scelte di vita, che sia una famiglia, che sia in qualche modo l'indipendenza di carattere economico, perché la scadenza del contratto diventa una scadenza anche di condizioni materiali non solo all'interno del proprio posto di lavoro ma anche proprio per le prospettive di vita. Noi vogliamo ridurre la precarietà e il terzo quesito vuole intervenire esattamente su questo. E a questo proposito, sul terzo quesito, volevo chiederti, Giacomo, ci sono anche delle ripercussioni economiche sul fatto che la forza lavoro sia precaria
e non a tempo indeterminato, quindi sull'economia e anche sulla previdenza, quindi ci sono questi due aspetti, vengono intaccati dalla precarietà. Beh, guardate, noi per tanto tempo abbiamo pensato tutti, dico come paese, che la precarietà fosse semplicemente una forma contrattuale, cioè un contratto precario. In realtà il problema è che quando tu hai un contratto precario, sei precario nella vita e quindi la scelta di comprarti una casa, fare un mutuo, non è nemmeno possibile, perché la banca, se hai un contratto a tempo determinato, molto probabilmente non ti concede il mutuo. Così come probabilmente ci pensi 2 volte a fare figli. Se non hai la certezza che dopo il 30 di un mese X non sai se hai il contratto o se ce l'hai ancora, è chiaro che fai delle valutazioni di carattere economico. Quindi è chiaro che i soggetti hanno in qualche modo meno propensione ai consumi, hanno meno reddito, tra l'altro spesso purtroppo hanno interruzione ai rapporti di lavoro, hanno un contratto di 3 mesi, poi una pausa, un contratto di 6 mesi, poi una pausa ancora, quindi non con una continuità reddituale. E per venire all'ultima cosa che dicevi, tra l'altro questo genera una generazione futura di pensionati, perché non è vero che i giovani in pensione non ci andranno, purtroppo ci andranno probabilmente molto tardi, ma rischiano di andarci con pensioni particolarmente basse, perché se tu quando non lavori non versi contributi, o perlomeno non li versi come quando lavori, e questo genera che probabilmente se va avanti così non sarai solo precario nel mondo del lavoro, ma rischi di essere precario anche nella vita da pensionato, quando dopo una lunga appunto impegno nel mondo del lavoro hai diritto a riposare da questo punto di vista. Quindi c'è una connessione strettamente molto stretta tra questa cosa, con una condizione di vita che condiziona tutto, le prospettive da qualsiasi punto di vista. Grazie. Adesso ci spieghi in cosa consiste il quarto quesito, quello sulla sicurezza sul lavoro negli appalti? Sì, è particolarmente importante anche questo, perché tra l'altro la cronaca continua a raccontare non solo di incidenti mortali, che chiaramente sono quelli più drammatici, però sono la punta di un iceberg che è ben più grande, perché riguarda gli infortuni gravi e non gravi e comunque anche le malattie professionali. Ammalarsi nel proprio posto di lavoro o comunque appunto addirittura morire, purtroppo è una cosa che in maniera quotidiana conosciamo nell'attuale mondo del lavoro e nella nostra Italia come nel nostro Veneto. Col quarto referendum noi vogliamo che la responsabilità rispetto a salute e sicurezza, anche rispetto ai rischi specifici, sia non solo di chi è titolare di un appalto, ma anche di chi quell'appalto lo concede, e quindi l'impresa più grossa, per semplificare, che dà un lavoro a un'altra impresa. Oggi quella responsabilità non c'è, e quindi chi dà in qualche modo in appalto un certo tipo di lavoro non ha la responsabilità di dover controllare se le norme sulla sicurezza di carattere specifico vengono applicate nella maniera giusta, e soprattutto se succede qualcosa non è responsabile di nulla. Noi pensiamo che sia in qualche modo un modo per responsabilizzare tutti e per garantire la vita di chi lavora, ma direi la sicurezza di tutti, fare in modo invece che quella responsabilità sia in solido tra chi quell'appalto lo dà e chi in quell'appalto ci lavora, in maniera appunto solidale, cioè maggiore controllo e responsabilità sotto il profilo della sicurezza permette in qualche modo di elevare gli standard appunto di chi lavora, e quindi cercare di mettere fine a una piaga che è quella appunto delle morti nei luoghi di lavoro, ma anche appunto, come dicevo prima, degli infortuni, delle malattie professionali. Il tema della salute e sicurezza non è un costo, è un investimento che bisogna fare rispetto a tutti. Avere la piaga di una persona che la mattina si sveglia, va a lavorare e non torna più a casa dalla famiglia, qualsiasi famiglia sia, è una cosa che non è accettabile per un paese civile. Noi pensiamo che con questo referendum si possa fare una bella sterzata nella direzione giusta. Probabilmente non sarà sufficiente, ma è sicuramente determinante far passare questo quarto referendum appunto votando sì. Ti ringrazio. Ricordo che nella nostra regione, il Veneto, dall'inizio dell'anno, nei primi 3 mesi, sono verificati 21 morti, quindi infortuni mortali sul lavoro. Adesso passiamo al quinto quesito, quello sulla cittadinanza, e ce lo racconta Dasha Rabtsava, che è qui con noi in studio, fa appunto parte di questa associazione, è un'attivista, e oltre al quesito illustrerà anche, racconterà anche la sua testimonianza diretta. Okay, buongiorno a tutte, buongiorno a tutti e tutti. Io appunto sono Dasha, faccio parte del circolo Arci Janez sul territorio veronese e quotidianamente la mia esperienza come attivista mi porta a confrontarmi con una dimensione del reale che è
sia la mia personale come immigrata di prima generazione, che come cittadina che comunque si mobilita per la comunità, tanto da arrivare a chiedermi che cosa significa effettivamente comunità, cioè chi è la comunità. E in questo nel corso del tempo ho trovato risposta ad esempio nel comunità è chi attraversa le strade, chi frequenta le piazze, gli esercizi commerciali, chi manda i figli all'asilo, chi usufruisce del sistema sanitario italiano, chi lavora e paga le tasse e quotidianamente si confronta appunto con il paese. Quindi quella che è la mia domanda alla base, che poi mi ha portato anche a mobilitarmi verso questi referendum dell'8 e 9 giugno con il quesito referendario sulla cittadinanza, dedicato alla cittadinanza, è appunto chi determina quali siano i tempi per sentirmi quello che di fatto sono. Ma andando un po' nel merito di che cosa va a affrontare questo quesito referendario, il quinto quesito referendario appunto va a vedere rispetto alla richiesta di cittadinanza per naturalizzazione, perché appunto esistono varie formule per poter accedere alla richiesta di cittadinanza, per matrimonio, per asilo politico come rifugiati e per naturalizzazione. Questo quesito entra nel merito della richiesta per naturalizzazione, che al momento fra i vari requisiti, e qui entriamo, richiede 10 anni di soggiorno regolare e certificato sul territorio italiano. Questo quesito vuole ridurre il tempo da 10 a 5 anni, lasciando integre, comunque intatte, tutte quelle che sono le altre richieste che vengono fatte appunto per inoltrare la propria richiesta di cittadinanza. Adesso facciamo un breve stacco pubblicitario e poi proseguiamo, restate con noi, grazie. Bentornati, riprendiamo l'approfondimento sul quinto quesito referendario sulla cittadinanza. Dasha? Ecco, come stavo dicendo prima, appunto, questo quesito referendario, questo quinto quesito referendario vuole andare a modificare quelli che sono, cioè un unico tema che viene affrontato qui è gli anni di soggiorno sul territorio italiano, regolarmente passati sul territorio italiano, portandoli da 10 anni a 5. In questo tutti gli altri prerequisiti che vengono appunto richiesti rimangono intatti, quindi che cosa resta di fatto? La presentazione del reddito, quindi il reddito deve essere superiore a una certa cifra annua e aumenta in base al numero delle persone a carico, ad esempio una madre con un figlio, la soglia cambia rispetto al singolo nucleo familiare, oppure una madre con 2 figli e via discorrendo. Ecco. Poi ad esempio l'assenza di condanne penali o di reati, o anche vengono prese in considerazione cose come la metratura della propria casa, esatto. Che non è un requisito per la cittadinanza, ma durante l'iter viene esaminato anche quello, e la certificazione linguistica, viene richiesto un B1 che può essere ottenuto attraverso una certificazione linguistica esterna o se qualcuno ha frequentato le scuole in Italia ci si avvale di quello per la richiesta. Quindi ecco, questo quesito referendario prende in mano una legge che non viene toccata dal 92, quindi dopo così tanto tempo
emerge nuovamente la necessità di cambiare la narrazione che si fa della cittadinanza e del concetto che gira intorno a che cosa significhi essere cittadini italiani. Non è una cosa da poco. Nel momento in cui appunto dopo così tanto tempo si vuole portare all'evidenza che questo paese ha bisogno di un cambiamento di narrazione rispetto a che cosa significhi essere italiani, chi è italiano, chi viene considerato italiano e dopo quanto, diventa fondamentale appunto mobilitarsi perché ci sia maggiore consapevolezza rispetto anche alle storie dei singoli che vivono, lavorano e costruiscono le loro identità e le loro vite sul territorio italiano, ma che solo dopo tanto tempo, tanti sacrifici, tanto impegno e non poche difficoltà anche proprio a livello di reperimento di documenti, di appunto soddisfacimento dei prerequisiti per la richiesta, riesce finalmente ad avere scritto su carta sei quello che hai sempre sentito, quello che da anni stai sentendo. Perché poi adesso il tempo per la richiesta sono 10 anni, cioè viene appunto richiesto questo, però nel momento in cui si inoltra la richiesta ne passano altri. Nel senso non è immediata, non ti arriva il giorno dopo, io mando una lettera e il giorno dopo ah che bello sei cittadina italiana, assolutamente no, l'iter burocratico richiede anni, quindi adesso il tempo d'attesa stimato circa per l'ottenimento della cittadinanza è fra i 13 e i 14 anni, che non sono pochi. Cioè, non sono assolutamente da sottovalutare sull'impatto che questa cosa genera e porta nella vita di queste persone, ma per me in primis. 14 anni sul territorio italiano a sentirsi, a contribuire al paese, a impegnarsi, a cercare di cambiare anche la narrazione di sé, mettendo ancora più impegno per dimostrare il proprio valore, dimostrare di poter restare in Italia, che il mio contributo vale, quello che faccio quotidianamente è degno di essere italiano. Questa cosa non è indifferente perché impatta tanto sulla modalità con cui poi quotidianamente portiamo avanti le nostre vite, le nostre giornate, tenendo in considerazione anche, non lo so, mi viene in mente quando andavo in gita scolastica o quando erano previste delle gite scolastiche che si cercava di capire insieme alle maestre come potessi partecipare, se potessi partecipare a queste gite, con quali modalità, quali permessi potevano servire, perché anche lì, quando io sono arrivata ho 25 anni, quando sono arrivata in Italia ne avevo 24, ne avevo uno, quindi io ho 24 anni sul territorio italiano e non sono ancora cittadina italiana. Io ancora ad oggi non ho la cittadinanza italiana e ci vorrà ancora qualche anno perché io possa ottenerla. Però questa cosa è sempre stato un elemento sia dalla mia infanzia ma ancora oggi, tanto più oggi perché consapevolmente mi rendo conto che le mie possibilità sono anche tanto limitate rispetto a quelle di altri miei coetanei o quello che viene richiesto a me non viene richiesto a tutti gli altri, tipo la dimostrazione del tuo reddito. Tu guadagni abbastanza per poter vivere sul territorio italiano e contribuire a tutte le persone che fanno parte della mia quotidianità. Questa non è una richiesta da soddisfare per essere italiano. Quindi ecco, i temi sono molteplici e intersecano tutta la vita, cioè fin dall'infanzia con la scuola, le gite. Mia madre ovviamente non poteva lasciarmi la carta di soggiorno perché era condivisa essendo io minorenne e nello stesso nucleo familiare insieme a lei. È comunque un documento molto importante che se viene smarrito è un problema grande. Così come, non lo so, a 20 anni appunto noi con una carta di soggiorno a tempo illimitato per ricongiungimento familiare, perché poi anche qui le dinamiche sono molteplici, i chiarimenti a riguardo sono davvero confusi,
soprattutto se si pensa che magari molte persone che ottengono un certo tipo di permesso non capiscono bene che genere di permesso stanno ottenendo, appunto anche solo per barriera linguistica, e che cosa questo implichi e le limitazioni che possono esserci a riguardo. Quindi quando io nel 2020, che avevo già la maggiore età, ho cercato di andare in vacanza con le mie amiche, questa cosa alla frontiera con la Croazia non è potuta succedere. Le mie amiche sono andate in vacanza e io sono dovuta tornare indietro per dei cavilli che ci sono stati con la documentazione, perché anche al tempo non avevo portato con me l'originale, ma ero comunque maggiorenne, eccetera, eccetera. E comunque in queste dinamiche ti senti coinvolto quotidianamente, c'è quotidianamente il pensiero di ah, ma io questa cosa magari non posso farla, o questa cosa per me ha delle limitazioni, ed è per questo che il referendum cittadinanza, questo quesito referendario, diventa fondamentale, perché questo tempo, che adesso è tanto, sono 13-14 anni, appunto come dicevo prima, di incertezze, dubbi, insicurezze, possa effettivamente essere ridotto e portare a una condizione di vita più stabile, più sicura e più identitaria, perché nel senso io vivo in Italia da 24 anni, non credo di essermi mai percepita qualcosa di diverso da italiana, eppure sulla carta per me ancora oggi non è così. Io quotidianamente, anche come attivista, mi mobilito per la comunità, ma io in primis l'8 e il 9 giugno non potrò votare per i miei stessi diritti o per i diritti delle persone che come me affrontano quotidianamente la pressione e la difficoltà del non appartenere ancora a un paese che però sentono loro, per cui contribuiscono, per cui lavorano, per cui si pagano le tasse, dove costruiscono le loro stesse esistenze. Questo forse è appunto importante riuscire a dirsi quanto fondamentale sia mobilitarsi per questi referendum, perché fra di loro si intersecano e convergono tutti verso tutte, cioè tutta la cittadinanza ne è colpita in un qualche modo, ed è importante e fondamentale appunto rendersene conto e continuare a mobilitarsi per questo, perché anche storie come la mia o come quelle di altri circa 6 milioni di italiani non passino inosservate. Grazie. Ringrazio Giacomo Vendrame e Dasha Rabsava, e vorrei chiedere a Tania Scacchetti, segretaria generale dello SPI nazionale, di fare un ultimo appello al voto per questo referendum dell'8-9 giugno. Il primo appello al voto che vorrei fare è quello di andare a votare, sia che siate favorevoli all'abrogazione dei 5 quesiti, sia che invece vogliate mantenere quelle norme, come è legittimo che sia. Ma andare a votare è il primo strumento per difendere la democrazia, che si difende praticandola e coinvolgendo le persone e il loro diritto di contare e di decidere e di influenzare le scelte che si fanno nel nostro paese. Poi naturalmente voglio fare un appello per 5 sì, perché in gioco ci sono i diritti e la dignità delle persone e anche il modello della nostra società. I diritti non sono in vendita, abbiamo diritto a vivere senza una precarietà che ci impedisce di fare le scelte, abbiamo diritto al fatto di avere un lavoro sicuro, ben retribuito e soprattutto riconosciuto nel suo posto nella società, che non è solo avere un reddito, che è pure importante, ma è contare come lavoratori e lavoratrici nelle scelte che si fanno. E l'appello al voto è anche perché bisogna poter vivere da cittadini. Come ha giustamente detto la compagna, noi abbiamo milioni di persone che vivono nel nostro paese e non godono dei principali diritti, a partire appunto dal diritto di poter contare nei momenti elettorali, nelle scelte che coinvolgono loro e tutta la comunità. Quindi la partecipazione al voto è una partecipazione per difendere la democrazia, per contare nelle scelte economiche e sociali di questo Paese, ma soprattutto per dire con forza che la trasformazione sociale che stiamo vivendo in questi anni la si affronta solo con una società più giusta, inclusiva e in cui il lavoro sia veramente al centro delle scelte.
Grazie a Tania Scacchetti e grazie alle telespettatrici e ai telespettatori che sono stati con noi oggi.